Continua il nostro laboratorio verso Cagliari 2016, le elezioni amministrative. Con noi in studio il consigliere comunale del Partito Democratico a Cagliari, Matteo Lecisco-Cortu. Grazie di essere qui con noi. Iniziamo subito. Lei è del Partito Democratico e in questo momento c'è un grande humus intorno a queste elezioni. È iniziata la corsa, la lotta, qualcuno è sceso in campo Massidda, è sceso in campo Gian Domenico Saviu che si aspetta delle primarie e non si sa bene con chi e come. Invece dall'altra parte, quindi dalla vostra parte, c'è più chiarezza, nel senso che anche il Partito Democratico a questo punto sosterrà Massimo Zedda alle prossime elezioni. Queste sono importante che ci sia. È un'ultima notizia questa. È una notizia abbastanza degli ultimi giorni, appunto, che il Partito Democratico ha deciso Massimo Zedda è il prossimo candidato. Ci sono state delle polemiche intorno a questo, perché qualcuno del Partito Democratico diceva si devono fare comunque delle primarie perché noi possiamo. Invece la risposta esplicita è stata fondamentalmente: questa è una giunta che ha a capo Massimo Zedda, però il Partito Democratico è ben inserito, c'è in tutte le sue componenti, 5 assessori se non sbaglio. Quindi è 4 anni che stiamo amministrando la città, ci troviamo appunto a una data importante, è la prima volta che il centrosinistra governa Cagliari dopo 20 anni di destra. Stiamo dimostrando quello che avevamo proposto nel programma elettorale di cambiamento della città si sta vedendo concretamente con mano, e quindi la notizia che il sindaco si ricandida, io credo che sia naturale anche il percorso che il Partito Democratico ha seguito e sta seguendo per decidere di rinnovare l'appoggio, un appoggio ovviamente che sarà basato sul tema, sui programmi di continuità, ma anche più di prospettiva, perché 5 anni sono passati. Poi c'è stato un rodaggio che effettivamente... Sì, è stato un rodaggio, ma credo che sia stato molto sano e salutare questo rodaggio. Eravamo in tanti alla prima esperienza, dei consiglieri comunali il 70% quasi erano alla prima esperienza, gli assessori lo stesso, a parte qualcuno più strutturato che aveva già esperienza amministrativa. Si è data fiducia anche a giovani che si sono cimentati con la cosa pubblica, quindi... Ecco, a proposito di giovani, lei se non sbaglio è il consigliere comunale più giovane Sì, sono il più giovane attualmente in consiglio comunale, ma spero la prossima consigliatura di non essere più il più giovane, cioè spero che proprio questo periodo che stiamo vivendo adesso di grande fermento e di grande voglia di partecipazione alle scelte cittadine portino tanti giovani a cimentarsi con una candidatura e con la voglia di mettersi al servizio della città. Ecco, questo è uno dei problemi. Lei è un ex civattiano, cioè nel senso che le idee credo che non siano cambiate. Assolutamente, io sono ancora nell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, eletto con la lista di Pippo Civati, e ancora continuiamo con tanti compagni che sono rimasti e credono ancora nel Partito Democratico, che quella sia la strada per influenzare e cambiare l'Italia dall'interno. Quindi lei avrà delle idee, perché in questo momento il Partito Democratico, so che ci sono incontri, dibattiti, discussioni, proprio perché il Partito Democratico governa a livello nazionale in una coalizione un po' più aperta, dove naturalmente sono esclusi gli alfaniani, eccetera, eccetera, però ci sono altre componenti come Scelta Civica, ma in Sardegna ce ne sono tante altre, quindi il fermento consiste anche in questo da parte del Partito Democratico, si sta guardando un po' intorno. Ecco, io non vorrei un parere del Partito Democratico, ma di Matteo Lecisco-Cortu, cioè cosa pensa di questo guardarsi intorno? Io sono convinto che quello che stiamo vivendo a livello nazionale sia una parentesi adesso, quel partito della nazione tanto agognato da parte di qualcuno e verso cui si sta andando. In realtà non credo che sia quella l'aspirazione del Partito Democratico. Credo che dei cittadini che vorrebbero andare a votare, credo. Esatto, io mi ricordo molto bene Piazza del Carmine, ormai 4 anni fa, nel 2011, tutti i cittadini che abbiamo visto e abbiamo ritrovato a festeggiare la vittoria di Massimo Zedda, e tutti quei cittadini credono in un centrosinistra che esiste ancora. Cagliari la sta dimostrando amministrando, Milano, tante città stiamo dimostrando che il centrosinistra esiste. A livello nazionale viviamo una contingenza dato dal fatto che le elezioni non sono state vinte da Pierluigi Bersani purtroppo, e quindi in Parlamento ci troviamo a dover vivere un'alleanza per poter governare, ma credo che sia importante sottolineare che il Partito Democratico, e nel Partito Democratico esiste chi
quell'orizzonte politico non ce l'ha assolutamente, che crede che invece il Partito Democratico debba spostarsi più a sinistra, quindi oggi e quindi guardando quali realtà? A Cagliari, parlando di Cagliari, io penso ad esempio che se dobbiamo allargare la coalizione, perché la coalizione è giusto anche che si allarghi sulla base di un programma condiviso, io immagino tutti gli elettori che hanno votato alle scorse regionali Sardegna Possibile, che oggi non si ritrovano nemmeno rappresentanti in Consiglio regionale per un'assurda legge elettorale, io credo che tanti di quegli elettori abbiano delle idee che sono molto simili a quelle del nostro programma rispetto al consumo di suolo, rispetto ai diritti, rispetto ai beni comuni. Tante politiche che stiamo portando avanti, io credo che siano assolutamente condivise da tanti di quegli elettori, quindi dovendo allargare qualcosa, io come prima tappa metterei in chiaro qual è il programma e quali sono i temi e i principi su cui voler allargare. E sono convinto che verso tutto quel mondo che aveva sostenuto Michela Murgia ci sia molto più humus rispetto al centro, il centro-centro, come l'ha definito Filippo Petrucci, che invece ha idee politiche molto, molto diverse. Li abbiamo in consiglio. La Giunta Zedda ha un'impronta molto di centrosinistra e questo probabilmente è quello che e che disturberebbe anche una possibile alleanza. Penso allo sviluppo della città. Noi stiamo proponendo il Partito Salvazione con Columbo ha dato un messaggio importante, perché Columbo è un uomo di spessore, ma anche noto uomo di sinistra. Sì, però io guardo anche a livello locale, il Partito Salvazione a livello locale è rappresentato da dei miei colleghi in Consiglio Comunale che questi anni hanno dimostrato e stanno dimostrando di avere delle idee politiche molto diverse rispetto a quelle portate avanti dall'amministrazione. Un esempio fra tutti, ma proprio per capire di cosa si sta parlando, Buoncammino, uno dei sogni e delle idee per Buoncammino. Da loro è sempre venuta fuori una proposta chiara: cosa fare di Buoncammino? Un hotel a 5 stelle, quindi privatizzare e mettere quello spazio al servizio del turismo, che è una scelta legittimissima. Però nel centro storico di Cagliari è un po' il libro dei sogni, quello del carcere di Buoncammino. Del carcere di Buoncammino, però noi abbiamo Giovanni di Dio della manifattura tabacchi, effettivamente è molto bello, però poi è importante che ci sia un piano, questo è importante dal punto di vista amministrativo. Però è importante però quella parte mi sembra un po' un libro dei sogni, no? Sì, però credo che sia importante anche quelli che saranno gli obiettivi. Noi per quel polo abbiamo ben chiaro cosa volerne fare, uno spazio al servizio degli studenti e della città, che è un'idea molto diversa rispetto a quella del centrodestra, così come il Poetto. Noi abbiamo puntato tutto sulla riqualificazione del Poetto dal punto di vista ambientale. Il centrodestra proponeva fino all'altro giorno, e penso che la sua linea sia sempre la stessa, anche di chi oggi fa parte del Partito Sardo d'Azione, quello di costruire degli grandi hotel al Poetto. L'idea loro è una Miami. Noi immaginiamo invece Cagliari con con Molentargius, con gli stagni, con il lungomare Poetto, con l'ecofiltro. Oggi lo vediamo senza le macchine. Ecco, qualcuno sostiene che Cagliari è migliorata, ci sono lavori pubblici dappertutto, però sostanzialmente sta diventando più provinciale, meno aperta all'esterno. Pochi investimenti, autorità portuale, commissariata. Ecco, da questo punto di vista c'è qualche... Io credo che sia invece proprio il contrario. Io credo che questi anni Cagliari stia diventando molto più europea, molto più aperta al mondo. Cioè, quello che sto vedendo io è che Cagliari sta diventando una città delle possibilità. La mia generazione, molti dei ragazzi che hanno tra i 20 e i 30 anni, che stanno iniziando a decidere dove strutturarsi la propria vita, stanno decidendo di investire a Cagliari. Si stanno aprendo degli spazi di coworking, si stanno aprendo tante nuove attività. Per me questo è un segnale molto importante che si è data alla città, che Cagliari è davvero una città delle possibilità, in cui è possibile anche immaginare un futuro, pur con la crisi nera che stiamo vivendo, ma non sta vivendo Cagliari, la stiamo vivendo tutte le città italiane, sta vivendo tutto l'Occidente la crisi adesso. Quindi questo provincialismo non esiste? Io vedo che è una città che è sempre più europea, una città che sta finalmente programmando, cercando i finanziamenti europei, è una città che sta programmando, cercando i finanziamenti europei sul tema della Smart City, dell'energia. Abbiamo approvato degli strumenti di pianificazione importanti, uno di questi è il PAES. Se ne parla poco perché forse non è un tema da giornali molto, però è un piano di azioni per l'energia sostenibile. Cioè, noi abbiamo individuato una serie di azioni che stiamo iniziando ad attuare per la riconversione energetica, per il risparmio energetico, per rendere la città una città, come si dice, smart in Europa. Ecco, i turisti venivano quest'estate e dicevano bellissima città sporca, è un po' una nota dolente di questa giunta, i rifiuti, no?
I rifiuti è una nota dolente perché sono uno dei temi più complessi nell'amministrazione di una città. Non è Cagliari che è una città sporca, è nel livello delle città medie italiane, basta viaggiare un po', non è al di sotto del livello. Certo non basta questo, noi dobbiamo andare oltre. Infatti c'è stata una riprogrammazione. Abbiamo appena ribandito il bando, purtroppo il bando è andato deserto, o meglio, l'impresa che ha vinto, l'azienda che ha vinto, dopo un lungo contenzioso risolto dal Consiglio di Stato, anche questo è un problema negli appalti pubblici, il fatto che dopo sia la magistratura che debba alla fine sancire chi porterà avanti un appalto, e però poi il vincitore non aveva tutti i requisiti, quindi siamo dovuti trovare a dover richiedere come amministrazione a chi ci ha fatto perdere così tanto tempo ovviamente dei soldi indietro, e dall'altra parte a ribandire, e a questo punto abbiamo ribandito con un bando nuovo dove abbiamo inserito alcuni elementi ancora più di novità per andare verso il rifiuti zero. Quindi si può dire che ovviamente per lei la strada è corretta, bisogna proseguire su questo cammino. Bisogna proseguire su questo cammino e potenziare alcuni discorsi che adesso abbiamo solo accennato, ma che possiamo portare a un altro livello. Io punto tantissimo al tema della partecipazione, ma strutturata, la vera partecipazione. Io vedo Milano è riuscita ad arrivare adesso a fine mandato a proporre un bilancio partecipativo, una quota dei fondi del bilancio comunale del Comune di Milano, quindi una realtà così importante, viene destinata e decisa dai cittadini con assemblee strutturate. Io credo che quella sia una direzione verso cui poter andare. Proseguire, quindi benissimo, con questa speranza si chiude la nostra intervista. Ringraziamo Matteo Lecci Scoccordu di essere stato qui con noi e vi diamo appuntamento alle altre edizioni del nostro telegiornale.